manna se ne accorge, chi sto tempo può bastare. Basta un attimo diverso, perso nell'infinità. Sta pensando a un'altra donna, che stelle capite già. Sola nel tuo letto cerchi nell'oscurità l'ombra del suo corpo che stasera non ci sta. Cura le ferite che il tuo cuore guarirà. Vivi la tua vita senza viverla. Cari amici di Targati Napoli, questa sera, ragazzi e ragazze, Antonio Taiano. Nell'ultimo periodo hai riportato la sceneggiata, voglio dire, di nuovo in auge, perché voglio dire era stata proprio dimenticata, no? E anche messa da parte per varie scuole di pensiero. La tua scuola di pensiero era quella di riportare la sceneggiata qui a Napoli, soprattutto per farla anche, voglio dire, rivisitare ai nuovi napoletani, anche ai giovani napoletani e non napoletani, perché comunque la sceneggiata è presente in tutto il mondo, lo è stato e tu l'hai riportata. Ho cercato di far avvicinare a questa forma di teatro anche i giovani, tra i tanti anche te. No, perché tu devi sapere, adesso scherzi a parte, chi ha fatto la sceneggiata, e questo lo dico, lo immortaliamo e sfido chiunque a dire il contrario, chi ha fatto la sceneggiata nel settore del teatro può fare tutto. Chi non ha fatto la sceneggiata non può fare tutto, può fare quello che sa fare. La sceneggiata è un po', come diceva Raffaele Viviani, non in senso dispregiativo, la puttana dell'arte. È un contenuto di tante forme di teatro. C'è il musical perché è nato perché c'era la sceneggiata. Il musical è venuto dopo. Certo. La sceneggiata perché si cantava, si ballava, si rideva, c'era la drammaticità, la comicità, tutte queste cose qua. Certo. C'è un pizzico di commedia, c'è anche un pizzico nella sceneggiata di verità, ce n'è tanta, Anna. La sceneggiata è bella perché è vera. Certo. Tu hai visto, voglio dire, io ho avuto modo di lavorare con Guapparia. Hai fatto Guapparia, che è stato uno dei spettacoli di gran rilievo, di grande successo, tra i tanti che ho fatto, tutti belli. Guapparia è stato quello là che abbiamo girato tantissimo, abbiamo fatto, diciamo, non solamente a Napoli. Non solo a Napoli, abbiamo girato un po' tutta l'Italia.